Signore e signori, benvenuti a Stintino. Questa sera grandissimo evento con lo Stintino Guitar Contest, un appuntamento che ormai è 5 anni che si ripete qui a Stintino. Quest'anno, tra l'altro, un mese prima del solito, quindi siamo dentro l'estate stintinese, quindi vedete ancora tantissima gente in villeggiatura. E questa sera, insomma, questo grandissimo evento, per chi non lo conoscesse, allora innanzitutto vi dico, abbiamo iniziato la diretta, potete seguirci sul canale YouTube di Sardinian Live, ci sarà tutto lo spettacolo. Dietro di me Antonio, che ringrazio, con la camera mobile, potete vedere il palco, ci sono gli ultimi attimi del sound check dei concorrenti in questo caso, perché come si articolerà la serata? Ci saranno 6 concorrenti in gara, 6 giovanissimi con la loro chitarra, che seguiranno una base musicale e faranno i loro virtuosismi con la chitarra. Ci sarà una giuria che sarà molto rigida e giudicherà alla fine il vincitore. E poi all'interno, insomma, della kermesse ci saranno anche degli ospiti molto importanti per veramente un connubio di musica incredibile. Allora, noi siamo qua, fra poco inizierà lo spettacolo, ci sono proprio gli ultimi sound check da fare da parte dei concorrenti in gara, dei ragazzi. Pensate che ci sono personaggi, ragazzi che arrivano da tutta la Sardegna, quindi poi ne parleremo, perché adesso che siamo qua, come vedete, qua si sta ancora cenando, c'è già tanta gente in piazza che sta aspettando l'inizio, però qua dietro, che loro non lo sanno, abbiamo tra organizzatori, giudici. Adesso sentiamo un attimino le loro impressioni in questo scorcio. Ricordo sempre Cesare dalla regia, Cesare Donati dalla regia, Chico Pio alle telecamere e Antonio Masia qui alla mobile, che poi salirà sul palco, quindi seguiremo questa diretta veramente a 360 gradi. Ricordo Cesare, allora, dalla regia, tienimi aggiornato, perché vedo che il soundcheck insomma sta andando avanti, siamo al quarto artista, ne mancano ancora 2, quindi fra pochissimo si inizia. Intanto sentiamo un attimino i pareri, vediamo un attimino, perché qua stanno parlando, vediamo se riesco a prendere, ecco. Scusa Pietro, scusami un attimo, siamo con Pietro, organizzatore insieme a Mario Pintus dello Stintino Guitar Contest. Benvenuto. Grazie. O meglio, benvenuti noi. Benvenuti anche a voi. Benissimo Pietro, io con te volevo un attimino iniziare a spiegare ai tanti che ci seguono, che non sanno ancora di questo evento, ecco, a chi è intitolato. È intitolato a Giampiero di Landoppiu, grande chitarrista di Stintino. Sì, era un nostro amico, purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa. Noi cerchiamo di ricordarlo con questo evento, organizzando ogni anno una gara fra giovani chitarristi, mettiamo in palio una bella chitarra. E speriamo che lui sia contento di questo. Bene, allora ci sono 6 concorrenti in gara quest'anno, che alla fine, non ve l'ho ancora detto, scusi un attimo, attenzione, sta passando una macchina, perché noi siamo qua live. Pietro, ti sposto un attimo che sta arrivando una macchina. Antonio, stai attento, tu sei protetto. Ecco, bisogna stare attenti, qua abbiamo... Allora, 6 concorrenti in gara, dicevo, e alla fine un grandissimo premio, una super chitarra. Una bella chitarra, sì. Posso dire la Sì, marca? assolutamente. È una chitarra acustica di marca Taylor, che è un'ottima marca di chitarra. L'abbiamo scelta insieme a uno dei giudici della gara, che anche lui la chitarra, insomma, la suonicchia. E niente. Un grandissimo regalo. Avremo tanti ospiti sul palco, e più questi, come ricordavo, questi 6 concorrenti. Siamo alla 5ª edizione. Tu hai già sentito qualcosa, o per te è ancora tutto all'oscuro di questi nuovi concorrenti che ci saranno stasera in gara? Ho sentito qualcuno, però sai, Una sorpresa anche per te. Sì, c'era una sorpresa anche per me. Sì, perché presentano, loro mandano un provino, presentano un pezzo, ma poi qua ne suonano un altro, quindi... Ok, quindi prima mandano un provino, viene valutato da voi della giuria, e poi si decide per l'iscrizione. Certo, certo.
Avviene appunto così, perfetto. Allora Pietro, grazie mille, ti lascio andare perché so che all'altro Mario Pintus, ricordiamolo, che è impegnatissimo per il check dei ragazzi, quindi è venuto, grazie Pietro che ti abbiamo trovato qui, però so che sei impegnatissimo anche tu e devi andare, grazie mille, noi continuiamo un attimino, grazie Pietro. Allora, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Qua vediamo, vieni Antonio, stai attento che c'è un gradino, che qua ci sono un po' di... Ok, hai fatto benissimo. Allora, vediamo che sul palco è quasi tutto pronto. Intanto attenzione che ho trovato Agostino. Allora, Agostino Schiaffino, presidente del Consiglio Comunale di Stintino. È inutile nasconderlo, noi ci conosciamo da un po' di tempo, è da vero. un po' di tempo per altre situazioni. Sei qua insomma a rappresentare l'istituzione comunale. E io ti dico, gran bella idea quella di passare da settembre a agosto, quindi all'interno dell'estate stintinese, questo evento incredibile. Sì, perché è interesse della nostra amministrazione, dell'assessore alla cultura, del sindaco, ma di tutta la maggioranza, di valorizzare l'agosto stintinese, e visto che consideriamo molto importante questa manifestazione, dal momento che ricorda un nostro compaesano mai abbastanza compianto, Giampiero, e abbiamo interesse di far crescere questa manifestazione sperando che superi anche i confini di Stintino ma anche della regione. Certo, e quindi insomma, e tu con la chitarra, come sei? Dai, tu sei un grande, allora, un pescatore, turismo, Antares, ricordiamolo, un personaggio di Stintino, un grande dialogatore, e con la musica? Io suono a malapena il campanello, guarda, purtroppo non so né suonare né ballare. Sì, ma tu la musica bella la sai ascoltare, la conosci? La musica bella l'ascolto, certo, sì. Questo lo so. Ascoltare non è un'arte, comunque insomma apprezzare la buona musica sì. Bene, senti Agostino, com'è andata? Lo so che tu sei stato impegnatissimo quest'estate con l'attività che hai e con tutte le attività del Consiglio Comunale, ci mancherebbe, che qua ragazzi a Stintino è veramente, siamo ancora full. Com'è andata quest'estate? Come sta andando? Ma è stata un'estate che è partita un po' lenta, ma devo dire che nel periodo clou della stagione Stintino non tradisce mai e abbiamo sempre il solito pienone. Che ovviamente ci fa molto piacere, abbiamo ancora qualche criticità da superare, però in linea generale siamo abbastanza soddisfatti come amministrazione di come sono andate le cose. D'altronde i nostri ospiti devono comprendere che siamo fondamentalmente un villaggio di 1500 persone che in questa stagione ne raccoglie quasi 70.000. 70.000? All'incirca sì. Ma si parlava prima con già un personaggio di Stintino, 20.000, non è vero, 70.000. No, io ho dei dati attraverso quella che è il servizio di depurazione delle acque, che le presenze nei giorni di punti nella settimana a cavallo di Ferragosto sfiorano le 70.000 presenze. Allucinante ragazzi, non lo sapevo, me lo stai dicendo. Un dato ufficiale che è quello che risulta attraverso il servizio di telecamere e sito a Pozzo San Nicola che registra le targhe che entrano nel territorio comunale. Nell'agosto del 2023, un anno fa, una domenica credo fosse il 7 o l'8 agosto, abbiamo registrato 28.000 macchine che sono entrate a Stintino. Incredibile ragazzi, numeri incredibili. Di 2 persone per macchina sono entrate 56.000 persone in una domenica. Vero. Numeri veramente incredibili. Però Agostino, ricordami una cosa, perché ricordiamolo, Stintino è magnifica con la Pelosa, la conoscono tutti, le Saline, e poi tutte le altre spiagge. A me piace per dire anche molto Coscia di Donno, una spiaggettina incredibile che magari non in tanti conoscono, però Stintino è anche oltre l'estate, perché qua c'è, non so, il presepe a Natale, ci sono degli eventi incredibili. Sono tutte una serie di manifestazioni che abbiamo ereditato dalla manifestazione precedente, per esempio il presepe natalizio, e noi da un paio d'anni stiamo anche facendo delle manifestazioni a corredo del presepe che riguardano serate musicali, abbiamo portato da qualche anno una pista di pattinaggio, ovviamente sul ghiaccio sintetico, non è per le nostre temperature, però diciamo che dal punto di vista di aggregazione sociale la nostra amministrazione sta cercando di andare in quel passo lì, perché ovviamente nei posti turistici c'è un po' la tendenza a trascurare, diciamo, le persone locali che nel periodo di massimo afflusso hanno tanto
a disposizione ma non se lo possono godere. Io stesso sono qui adesso a rubare del tempo alla mia attività, anche se ovviamente lo faccio con molto piacere. Ma comunque abbiamo ritenuto opportuno anche ringraziare le persone locali. Abbiamo organizzato un bellissimo carnevale, abbiamo acquistato una sorta di piccolo teatro tenda dove i ragazzi hanno potuto fare le sfilate in maschera, insomma l'amministrazione si sta muovendo in questi termini. Grazie, benissimo, grazie mille Presidente, noi ci vediamo poi più tardi, grazie per il tuo intervento e buon lavoro, buona stagione. Fantastico, fantastico veramente Stintino. 70.000 presenze ragazzi, non pensavo un numero così. Pensate, come ha detto, d'inverno 1500, 70.000 d'estate. Pensate il lavoro che c'è dietro. Ciao a tutti, vedo che si fermano un po' di persone, di ragazzi. Io volevo continuare un attimino, Antonio, perché vedo un altro personaggio, sono tutti qua, li abbiamo trovati tutti qua, perché abbiamo il presidente di giuria. C'è una giuria di persone veramente top, di musicisti top, e il presidente Antonello ed è là che sta salutando in questo momento Agostino. Volevo solo chiedere, Cesare, abbiamo ancora tempo, giusto? Perfetto, abbiamo l'ultimo check che sta facendo l'ultimo concorrente, quindi abbiamo ancora un attimino di tempo. Vediamo se riesco a parlare con Antonello, grandissimo musicista. Vediamo se riesco. Antonello, scusami Antonello, puoi venire un attimo con noi, siamo in diretta, grazie. Antonello, presidente di giuria, ruolo importantissimo. Come ogni anno io ho cercato di sbolognare il ruolo Vieni, mettiamoci a favore un attimo di camera, vieni a Antonio, uno dei ci miei giriamo colleghi, di qua. ma niente, hanno detto che il presidente devo essere io. E vabbè, facciamo il presidente, va bene. Quindi, allora, grande responsabilità. Sì, è una grande responsabilità, anche perché comunque cioè bisogna cercare di essere imparziali, ma non è facile, bisogna tener conto di tanti elementi, forse per me io li premierei tutti questi ragazzi. Ecco, cos'è che andrete a vedere nella prestazione di questi ragazzi? Tante cose, allora, bisogna tener... elenchiamole un attimino, almeno 2 o 3. Allora, bisogna tener conto dell'età, e poi tanti fattori tipo la tecnica, il suono, ci sono, non è una valutazione, cioè la valutazione si fa, è come un po' la medicina, no? Sì. Dove 1+1 non fa sempre 2. Quindi ci sono tanti fattori che fanno parte di ogni esecutore, insomma, ecco, di ogni chitarrista. Tu come presidente e la giuria avete prima sentito i pezzi dei ragazzi in questi mesi o li trovate qua per la prima volta? Per la prima volta. Okay, cioè io non sento e poi non ci consultiamo nemmeno tra di noi, cioè noi ognuno di noi dà una valutazione secondo la propria esperienza, secondo il proprio modo di giudicare, insomma. Quindi così, tutto a sorpresa. Sarà. Tutto a sorpresa, come ogni anno. Speriamo di fare un bel lavoro. Io, ripeto, come ho detto all'inizio, io premierei tutti, perché poi sono giovani, perché comunque sempre alla fine vedi i volti dei ragazzi che non hanno vinto, che leggi un po' di delusione, e questo a me dispiace, perché la musica per me non è come il calcio, cioè non è una competizione, ma è un'arte, quindi viene dal cuore, però è giusto anche che i ragazzi prendano anche facciano esperienza anche in queste cose. Ecco, no? E dalla tua esperienza, cos'è che andrai a cercare questa sera in loro? Ma sicuramente. Giudicare è sempre una cosa un po', Ma la musicalità, la voglia, insomma, staremo a vedere, in base anche alla mia esperienza. Anche io quando li guardo vedo me su quel palco, e quindi... Perché tu di palchi importanti ne hai fatti,
Vabbè, quest'anno compio 61 anni, quindi insomma, e suono da quando ne avevo 10, quindi professionalmente da quando ne avevo Scusa 20. Antonello, ti sposto un attimo che sta arrivando un'auto, attenzione perché qua siamo sempre un po'... Stintino è così, è pieno di gente qua. Certo, meno male, insomma. Guarda, sento dalla regia che mi sa che fra 5 minuti inizia il tutto, quindi mi sa che ti devo lasciare al tuo compito. Andiamo a prepararci. Ok, grazie mille Antonello Grazie e a buon te. lavoro. Grazie Grazie, mille. grazie. Allora, abbiamo sentito un po' di pareri, qua la piazza si sta piano piano riempiendo, mi sembra Cesare mi hai detto ancora un 5 minuti? Ancora un 5 minuti? Ok, li vediamo, ma li vogliamo vedere un attimino, abbiamo lì dei concorrenti dietro di me, ma magari non andiamo proprio a disturbarli perché sono molto concentrati. Vi stavo dicendo all'inizio, pensate che arrivano un po' da tutta la Sardegna, siamo a Stintino, abbiamo addirittura degli artisti concorrenti che arrivano da Cagliari, abbiamo un ragazzo che arriva da Siniscola e mi ha confidato prima nel dietro le quinte che domani mattina alle 6 deve essere al lavoro, quindi veramente sono dei ragazzi che ci mettono tanta passione in questa cosa, tanta passione, e molti di loro sono già preparati perché studiano musica, hanno dei gruppi, delle situazioni molto interessanti. Sì, mi faccio un giro, cosa guardiamo? Un po' di backstage, però un attimo solo perché c'è un'altra macchina, qua siamo un attimino bersagliati perché veramente Stintino è full e quindi abbiamo sì la zona pedonale, ma noi ovviamente non ci andava bene, allora ci siamo messi qua sulla strada che tra l'altro è in concomitanza del dietro le quinte. Vediamo un po'. Allora vi faccio vedere, guarda, fai una carrellata veloce, qui abbiamo le nostre, qua ci sono un po' di macchine, giriamoci di qua, vediamo un po' di persone che stanno iniziando ad affollare la piazza. Siamo qua con tutti loro, ci sono ovviamente anche un po' di parenti di questi ragazzi che sono giovanissimi, quindi hanno il loro seguito. Adesso vieni Antonio, spostati un pochino di qua, vieni, seguimi perché ci sono manovre in corso, intanto inquadra pure la piazza, siamo veramente agli sgoccioli, fra poco inizierà il tutto. Stavo guardando se anche i due presentatori, ma sono già pronti, forse dietro il palco, volevo sentire un paio di impressioni loro, ma sono già praticamente, ecco li vedo là che stanno per entrare. Mi avete dato 30 secondi? No, possiamo andare avanti. Allora continuiamo, vediamo un po' se troviamo anche qualche altro personaggio. Vedo i ragazzi che si stanno preparando. Qui sì, siamo praticamente agli sgoccioli, Avevo visto anche qualcun altro prima. Antonio, segui me Antonio, tranquillo, se passa qualche macchina non c'è problema. Quindi una Stintino che è stata una grande idea questa di portarlo un mese prima lo Stintino Guitar Contest, perché Stintino vive ancora di turismo, c'è tanta gente che è qua curiosa a vedere queste performance, che tra l'altro ricordo 6 concorrenti in gara giovanissimi, ma anche altri artisti ormai affermati che si susseguiranno, e vi lascio la sorpresa sul palco con le loro canzoni, quindi veramente una grande kermesse, grande kermesse. Ok, perfetto, io vedo che è praticamente quasi tutto pronto, regia, soundcheck fatto, siamo veramente agli sgoccioli. E quindi a questo punto non vedo Mario che è ancora impegnato, che volevo sentirlo, ma ovviamente Mario Pintus, Deus ex machina dell'evento, 5 anni che lo fa, quinta edizione, con il Covid in mezzo che purtroppo ha dovuto fermare questa kermesse per non 1 ma 2 anni, quindi sempre qua sull'onda. E ricordo 6 concorrenti che li vedo là già pronti, hanno fatto il check, quindi qua è tutto pronto. Sì, vieni Antonio, proviamo ad andare giù, vieni, così facciamo vedere un po' com'è, tanto adesso è abbastanza libera la situazione.
Siamo pronti in piazza, ormai è tutto pronto, qui abbiamo dei locali ovviamente in piazza dei 45 siamo e non l'ho ancora ricordato, una bellissima piazza proprio di fianco al Porto Vecchio di Stintino, o Minori, si dice Porto Minori, quello più caratteristico, quello dove andranno poi tutte quelle statue che ricordava Agostino Schiaffino a Natale, un effetto bellissimo. Noi ci avevamo già lavorato con il grande Beppe Dettori nel Porto Minore a fare un concerto veramente emozionantissimo. E qua siamo, insomma ci sono i ragazzi, vediamo un po' se riusciamo, vediamo se non sono troppo emozionati. Allora passa di qua Antonio, vieni. Ah, stanno facendo una foto di rito, li troviamo tutti qua, eccoli qua. I ragazzi con foto di rito, adesso vediamo se riusciamo a beccarne qualcuno, intanto Antonio tu vai tranquillo, guarda che belli, fantastici. Meravigliosi. Loro sì che... Benissimo, eccoli qua, vediamo se riusciamo a fermare, fermo subito lui, una battuta la possiamo fare, siamo in diretta, ciao, mi ricordi il nome? Mauro. Paolo, ricordi il nome perché noi avevamo parlato prima, ti avevo citato prima, tu vieni da Siniscola. Siniscola, sì. Quindi domani mattina al lavoro alle 6, giusto? Domani mattina al lavoro, ci tocca, Allora, sì. come ti sei preparato per questo contest? Sono preparato, ho studiato il brano a casa, 4 giorni, convinto, con la convinzione che ci fosse più tempo per la preparazione del brano, ma così non è stato perché poi ho scoperto che era il 25 agosto. Questo un po' mi ha spaventato, però ho studiato comunque il brano e divertiamoci. Ok, quindi però hai una base alle spalle, tu suoni già in un gruppo? Sì, sono in un gruppo che si chiama I Queliud, nato nel 2022 di Siniscola. Tengo a salutare Gianmarco Baccio, il cantante, il batterista Daniele Murru, Emiliano, il bassista, e Alessio Giua, l'altro chitarrista. Bacioni il vostro chitarrista, oggi siamo a Stintino, speriamo bene. Va bene, dai che ti lascio le tue prove, perfetto, ciao, grazie. Altri abbiamo ancora? Allora vediamo di intervistare qualcun altro, assolutamente, vieni, un altro concorrente, chi sei tu? Michele Cuccu. Michele, da dove vieni? Vengo da Iglesias. Iglesias, quindi una bella strada anche per te. Sì, giusto 3 ore di macchina. E domani devi studiare e lavorare? No, adesso sono in vacanza. Perfetto, quindi te la puoi prendere con calma. Allora, come ci siamo preparati a questo contest? Allora, sono venuto qua, questa è la 3ª edizione che faccio. Ah, ok. Sono venuto preparandomi Salt and Soul Swing dei Dire Straits. Grande canzone. Certo, sì, è veramente uno dei miei pezzi preferiti, soprattutto da quando avevo 4 anni che l'ascolto. Quindi. Fantastico. Invece la chitarra la suono professionalmente dal 2016. Vai anche a scuola, sei in un gruppo, spiegaci un po'. Allora, a scuola sono appena diplomato, suono in una band, si chiama Oma Big Band della città di Carbonia, e poi un'altra band mia che si chiama Mickey and Friends. Perfetto. Va bene, grazie. Allora in bocca al lupo per questa sera. Vai, ciao. Vediamo, io continuo. Guarda che qua ne è un altro, poi anche vieni veloce. Chi sei tu invece? Antonio Castangia. Vieni un po' di qua che intanto vediamo il palco, siamo quasi pronti. Sì. Da dove arrivi? Da Sassari. Sassari, quindi sei qua vicino, hai già partecipato al contest? No, è la prima volta. Prima volta, tutto pronto, cosa ci farai sentire stasera? Mi ho appena lavorato una corda, quindi... Ah, benissimo, fantastico, i previsti delle mestiere, insomma. Cosa ci farai sentire questa sera? Poi sono Errore degli Arcenimi. Ah, perfetto. Che scopro un paio di mesi fa. Mi sono preparato molto bene, da 2 mesi che la suono. Ah, ok. Dall'inizio dell'estate più o meno. Quindi sei bello preparato. Sì, se soltanto avessi una corda adesso. Va bene, dai, vai a recuperare una corda intanto, ok? Sono gli inconvenienti della situazione. Puoi venire anche tu, mi sa che sei il più piccolo della situazione qua. Ma quanti anni hai? 11. 11 anni, fantastico. Come ti chiami? Matteo Trullo, Matteo, e da dove arrivi? 10° anno. 10° anno, anche tu da lontanissimo, complimenti. E sveliamo cosa ci preparerai stasera? Suono Comfortably Numb dei Pink Floyd. Wow, complimenti. Ma ti piacciono i Pink Floyd quindi? Allora, io nei Pink Floyd non è che li ascolto tanto, però comunque questa canzone mi piace molto, soprattutto la solo. E da stasera l'ascolterai di più, Come ti senti? Ti senti preparato? Sì. Hai studiato? Sei applicato? Sì. Ok, ti vedo bello deciso.
fantastico, grande, in bocca al lupo. Grazie. Ciao, ciao, fantastico veramente. Sì, no, qua abbiamo qualche altro artista, però ok, allora va bene, abbiamo sentito qualcuno, sto dando la linea a Cesare Donati dalla regia perché stiamo partendo con lo Stintino Guitar Contest 2024, quindi grande spettacolo. Ciao! Vince la seconda edizione dello Stintino Guitar Contest, presidente Federico Melis. Federico! Con l'augurio che tu la suoni molto tempo e con salute. Il primo classificato della terza edizione del Guitar Contest Stintino Giampiero Doppiu è Michele Sergi. E vince il contest Stintino 2023 Davide Solinas. She's
Buonasera. Finalmente. Grazie della pazienza, grazie dell'attesa. Buonasera a tutti, benvenuti alla quinta edizione di Stintino Guitar Contest. E allora, questo appuntamento ormai atteso da molti è un evento nato per ricordare un caro amico, Giampiero di Randoppiu, un musicista straordinario. Siamo qui stasera proprio per celebrarlo nel modo che lo rappresenta, nel miglior modo possibile, cioè attraverso la musica. Stasera ci saranno qui sul palco 6 giovani talenti della chitarra moderna, 6 giovani ragazzi giovani sardi, e si sfideranno qua in un contest e saranno poi giudicati da una giuria di alto valore. Avremo anche la graditissima sorpresa di comunque partecipazione di alcuni ospiti, tra cui gli ospiti, i ragazzi che hanno vinto alcune precedenti edizioni, sono Davide Solinas e Federico Melis. C'è entusiasmo per i partecipanti delle precedenti edizioni, questo perché questo contest rappresenta in realtà un legame perché chi partecipa rimane emotivamente legato a questo contesto e quindi c'è l'opportunità in questo spazio, in questo scenario così comunque apprezzato e anche in realtà uno dei pochi eventi di questa natura in Sardegna, di poter continuare affezionati appunto all'evento a partecipare in versione di ospiti. E proprio tra gli ospiti, perché non è solo competizione, vogliamo ricordare dei ragazzi che parteciperanno fuori gara. In particolare una ragazza che porta sul palco un tipo di musica differente da quella che siamo abituati a sentire in questo contest. È una musica classica, chitarra classica. La ragazza si chiama Alice Medda, è una promettente chitarrista. Poi ci saranno anche 2 gruppi che trasmetteranno la loro energia, vi renderete conto che veramente sono esplosivi, e sono gli Hamsters e i Reverie. C'è già l'energia. L'ho detto che erano esplosivi, l'ho detto. Ma hanno tanta voglia di fare musica, sì, ma non è tutto. Non è tutto, perché avremo anche sul palco un cantautore, un artista e anche un amico di Giampiero. Per la quinta volta su questo palco, non ha perso neanche un'edizione, avremo Domenico Canu qui con noi. E niente, adesso vi lasciamo, iniziamo con un video che ci ha mandato il vincitore della terza edizione, Michele Sergi. Questo è il video che ci ha mandato per salutarci e noi lo guardiamo e ce lo godiamo.
Bene, mentre invitiamo i ragazzi, i concorrenti a prepararsi per la presentazione con le loro chitarre qui dietro, e questo era il video di Michele Sergi, come vi abbiamo detto, questo contributo, il primo classificato del 2023. Vi ricordiamo a proposito che anche Michele ci starà seguendo dalla diretta sul canale YouTube di Sardinian Life, raggiungibile anche dal nostro sito di Facebook Stintino Guitar Contest. Bene, ma adesso arriviamo atteso in tutti i sensi, momento della competizione di questa edizione 2024. Una sfida a suon di assoli di chitarra verrà giudicata da una giuria di esperti tecnici che adesso andremo a presentare e che avranno l'arduo compito di valutare e di giudicare dei ragazzi che sono degli artisti, anche se alcuni hanno una giovanissima età, però vi renderete conto veramente che scorre nelle loro vene la passione per la musica ed è un piacere vederli e ascoltarli. Quindi la giuria adesso la presenteremo, è già comunque posizionata qui di fronte a noi. Andiamo subito con il primo, col presidente. Il primo è Antonello Compres Coradduzza, è presidente della giuria. Antonello è chitarrista nella band di Fiorello da oltre 17 anni. Ha suonato e inciso con Riccardo Cocciante, Marco Masini, Enrico Ruggeri e altri grandi artisti italiani. È anche corista e docente di chitarra. Poi proseguiamo, nella giuria c'è Gianluca Gadau, docente di chitarra, chitarrista di Piero Marras, ha collaborato con Itazenda dal vivo in studio e con numerosi altri musicisti isolani. Giuseppe Loriga, che ha lavorato e studiato a Los Angeles, dove ha seguito maestri del calibro di Scott Anderson, Mike Miller e Jody Orior. Si diploma nel 1992, nel 1996 vince con i Downtown Blues il festival di Narcao Blues. Nel 1999 raggiunge la prima posizione del genere fusion sul sito mp3.com, dal 2000 partecipa alla realizzazione di un progetto acustico, i Doc Sound. Gavino Fonnesu, chitarrista jazz e docente di chitarra, suona con i Creusa de Ma cover band dell'indimenticabile Fabrizio De André. Quindi una giuria di qualità, come vi avevamo detto, che giudicherà le performance, non le persone, non i ragazzi, ma le loro performance di questa sera. E li chiamiamo adesso i ragazzi, così li vedremo in faccia con la loro chitarra. Iniziamo dal primo, dal più giovane, ha 11 anni e viene da Decimo Mannu, lui è Matteo Trullu. Grande applauso di tutta la piazza, Matteo Trullu. Proseguiamo, da Sassari, 14 anni, si chiama Antonio Castangia. Da Ozieri, 16 anni, Daniele Ondradu. Sempre da Sassari, a 18 anni, Pietro Camboni. Venite un po' più al centro, Pietro, vieni, vieni Matteo, vieni, così, ecco qua. E chi abbiamo chiamato? Pietro, e allora chiamiamo dalla città di Iglesias Michele Cuccu, 18 anni. E infine, solo in ordine di età però, Mauro Lai da Siniscola, 19 anni. Facciamo un applauso a questi ragazzi, anche perché alcuni di loro hanno affrontato e affronteranno 3 ore di viaggio all'andata e al ritorno per poter rappresentare qui davanti a voi, davanti a noi, la loro passione più grande. Come vedete non si separano un secondo dalla loro chitarra, dalla loro fedele amica, e chissà se qualcuno di loro avrà modo di vincere il premio di una ambitissima chitarra nuova di questa sera. Perché la chitarra, il primo classificato di stasera, l'abbiamo presa, avrà il piacere e l'onore di poter suonare e avere a casa per sé questa bellissima chitarra. Sì, allora ti dico come si chiama la chitarra, perché hanno dei nomi tecnici. Comunque, chitarra magistralmente indossata da Paolo Ted. Sì, molto, sì. Questi sono i belli della diretta. E io non lo trovo il nome della chitarra. Va bene, va bene.
Comunque, questo bellissimo primo premio sarà la chitarra per il primo classificato. Il secondo classificato vincerà 10 ore di lezione con un maestro a sua scelta. Il terzo classificato vincerà un setup completo e un kit di chitarre per la propria chitarra. Quindi 3 di voi saranno i vincitori questa sera. Comunque grazie, ora potete lasciare per il momento il palco e risalirete fra un po' per la vostra performance. Tanti auguri, in bocca al lupo ragazzi, ciao! Un applauso ancora. E adesso possiamo iniziare con gli ospiti della serata. Possiamo accogliere una ragazza che abbiamo anticipato prima, porta su questo palco un genere completamente nuovo, un genere di chitarra classica. Lei si chiama Alice Medda, ha 17 anni e viene da Nuraminis, nel sud della Sardegna, per chi non dovesse saperlo, per chi non dovesse essere pratico della geografia della nostra regione. Alice frequenta il liceo musicale di Cagliari, suona la chitarra classica da 8 anni e da settembre frequenterà il Conservatorio di Cagliari. Alice, prego, il palco è tuo. Eseguirà 2 brani di Agustín Barrios, La Catedral e Una limosna por el amor de Dios. Cioè, non mi ricordavo il nome della chitarra, ma i brani li ho detti giusti. Alice, il palco è tuo.
Alice, ricordiamo 17 anni, no, rimani ancora, ci ha regalato una magia che per la sua età veramente è un'espressione unica. Grazie Alice. Bravissima. L'aspetto bello di questo contest è proprio vedere giovani artisti, e quando dico giovani parlo di ragazzi che calcheranno il palco e che hanno, come abbiamo sentito, 11 anni e che seguono la passione e hanno le idee ben chiare. E le idee, avvicinandoci adesso e approntandoci a iniziare con la gara, hanno la forma delle note musicali che eseguono con le loro chitarre. Allora entriamo nel vivo di questa gara. E chiamiamo il primo concorrente, il più giovane, Matteo Trullu. Eccolo qua, mentre Matteo prepara la sua chitarra, mette a punto la cordatura, diciamo due cose su Matteo. Matteo Trulli ha 11 anni, è il più giovane dei partecipanti. Trullu, sì. Trullu. Ha 11 anni, è il più giovane dei partecipanti di questa quinta edizione, arriva da Decimo Mannu, mi sposto, in provincia di Cagliari. Matteo ha iniziato a suonare all'età di 6 anni. In fatto di chitarra impazzisce per la Stratocaster, ma dice che con l'acustica ha più possibilità di accompagnarsi per cantare. Adora suonare e cantare ed ha partecipato a molti concorsi di canto ed esibizioni, accompagnandosi con la chitarra. Prima di salire sul palco ha sempre un po' di emozione, normale, ma appena inizia a suonare l'emozione si trasforma in energia e divertimento. E alla sua età è giusto che ci sia il divertimento. La chitarra, ci dice, è parte di lui, non potrebbe mai rinunciarci. Matteo suona anche il pianoforte e la batteria e fa parte del gruppo dei Moonlight, dove suona la chitarra e canta. Non riesce a descrivere tutte le sensazioni che prova quando suona la chitarra, ma sicuramente riesce a trasmettere queste sensazioni ed è felicissimo di poterlo fare qui allo Stintino Guitar Contest. E noi siamo felici di avere sul palco Matteo Trullu che eseguirà il brano. Lo vuoi dire? Comfortably Numb dei Pink Floyd. Matteo Trullu. Aiutato dal babbo. Sì, il babbo è scappato, ma è stato un tecnico eccellente. Approfittiamo mentre si mettono a punto le ultime cose. Ricordo la diretta streaming sul canale YouTube Sardinian Life e anche attraverso il nostro canale di Stintino Guitar Contest su Facebook. È quasi pronto.
Matteo Trullu. Grande Matteo. Bravissimo, bene, poi i giudici, come va giudici? Bene? Vi avevamo avvertito che erano dei piccoli grandi artisti. Proseguiamo con il secondo concorrente, Antonio Castangia, 14 anni, di Sassari. Ha iniziato a suonare all'età di 12 e si ispira come ideale al cantante e chitarrista dei Dead. È la prima volta che si esibisce da solo davanti a un pubblico e per questo gli facciamo anche un grande in bocca al lupo e siamo onorati di questo battesimo d'arte. Lui e la sua chitarra ci dice sono fratelli, ma litigano meno di quanto litigano i fratelli. Passa ore a suonare divertendosi e imparare sempre più canzoni. Quando suona si sente libero, felice, solo lui e la musica, come se fosse in un altro mondo. Ed oggi ci porterà in questo suo mondo. Suona in 2 band, in una dove canta l'Apocalypse Insect, genere grindcore, e in una dove suona la chitarra, i Rebels, genere melodic death metal. Antonio ha iniziato a suonare la chitarra per gioco, ma dopo qualche mese, scoprendo band come Death, Satyricon, Bathory, Evil King e Arch Enemy, ha deciso di impegnarsi seriamente. In particolare gli Arch Enemy in questo periodo sono per lui una fonte di ispirazione, con una melodia, testi e chitarristi e musica unici. Secondo Antonio la musica vive dentro di noi, la musica è tutto, la musica è vita, e con questo inno alla musica ascoltiamo il suo pezzo che è Poison Arrow degli Arch Enemy. Antonio Castangia.
Benissimo. Complimenti. Complimenti Antonio Castangia per questa performance. Ci vediamo dopo. Bravo. E adesso è il momento del secondo gruppo ospite. In realtà la prima ospite non era un gruppo, però loro sono una band che vi abbiamo anticipato essere esplosiva. Sono gli Hamsters e ci eseguiranno per noi 4 brani mentre loro si sistemano. Mentre si sistemano noi cerchiamo di essere stare meno in mezzo il possibile. Sì, meno di impiccio loro possibile. Arrivano da Assemini, Siliqua e Villassor. Il gruppo è composto da Federico, Matteo, Luca, Simone e Michela. Con un carisma che è una leader che ha conquistato tutto il gruppo e anche noi quando abbiamo parlato con lei. Dobbiamo dire anche un'altra cosa importante per il contest. Il chitarrista a sinistra è Federico Melis. Federico è il vincitore della seconda edizione di Stintino Guitar Contest. Aveva 12 anni? 12, vero? 11 anni avevi quando hai vinto. 5 anni fa, ok. 12 anni. Ritornano, sì, si affezionano a questo palco. Fortunatamente, perché il senso è anche questo, non solo fare un contest, non solo una competizione, ma far sì che i ragazzi poi ritornino magari con le loro band, perché molti di loro non avevano una band e tornano con gli amici e con il proprio gruppo. Va bene, allora a voi siete pronti? Vi lasciamo il palco. Hamsters. La rifacciamo. Telling me no lies, you're knocking me out with those American guys. Thinking more than you said.
the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the time that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's bad. What goes around comes around. You'll see that I can carry but enough pain, 'cause it ain't the first time that I'm there going insane when I spread my wings to embrace it for life. Stick it out with love. I'll never be nobody's I'm sorry for the time that I didn't come home and left you lying in a bed alone. It's fine in the sky when you need my shoulder. You're like a stone hanging around my neck, say, kinda lose me before it breaks my back, say, gotta say what I feel for I grow older. Sorry, but I ain't gonna change my ways. You know I try when I'm still the same. Ain't got to do it my way. Yo, it's too bad, but that's bad. What goes around comes around. You'll see that I can carry but enough pain, 'cause it ain't the first time that I'm there goes insane when I spread my wings to embrace it for life. Stick it out with love. I'll never be nobody's wife. Oh. It's too bad, that's bad. What goes around comes around. You'll see that I can carry but enough pain, 'cause it ain't the first time, no, that a man goes insane when I spread my wings to embrace it for life. Stick it out with love. I'll never be nobody's wife. Oh. Nobody's wife. Grazie. Hamsters! Esplosivi! Ci hanno detto Bravi! che hamsters non aveva nessun significato, ma il significato glielo è, danno loro. è complicato. È complicato. Lasciamolo nell'oscuro. Ma suonando il significato gliel'avete dato voi. Complimenti ragazzi. Grazie. Procediamo, li salutiamo, li facciamo Grazie, ancora un grazie grande a applauso. tutti. E nel frattempo che loro sbaraccano un po', andiamo un po' avanti per recuperare anche un po' di tempo e procediamo con la gara. Adesso è il momento di Daniele Ondradu, Che può 16 entrare. anni. Daniele, Allora, vieni. chiacchierano perché hanno fatto amicizia dietro le quinte tra di loro, C'è un si scambiano movimento. anche a volte le chitarre, ecco il tuo momento. Daniele Ondradu, Daniele 16 anni, Ondradu. da Un applauso. Ostieri, ha iniziato a suonare all'età di 13 anni, ispirato soprattutto dalla musica di Tim Henson dei Polyphia. Daniele ha avuto esperienze sul palco con la sua band I Fakes, ma mai da solista, quindi oggi è sicuro che proverà nuove emozioni. La chitarra è diventata la sua passione più grande da un anno, infatti ha iniziato a studiare più seriamente e perfezionare la tecnica, dato che prima era principalmente un chitarrista blues, mentre ora sta entrando nel mondo del progressive e del gent. Oltre alla chitarra suona pianoforte e basso.
fa parte di 2 band, con una in particolare suona in vari locali della città di Sassari, vero? Ama esibirsi soprattutto per il contatto che si ha con il pubblico. Oltre alla band ha un progetto da singolo chiamato Danio, che si basa su un genere chiamato ambient, dove cerca sempre di trasmettere un'emozione all'ascoltatore, unendo elementi del progressive rock e progressive metal. Quindi con il suo pezzo Memory dei Polifia. A voi Daniele Ondradu. Complimenti, bravissimo, nostro Daniele Ondradu. Bravo, Bene. Daniele. Complimenti. Abbiamo terminato. A dopo. Ci vediamo Ciao. dopo. Bravo. Un applauso a Daniele Ondradu. Proseguiamo. Bene. Proseguiamo col prossimo concorrente, che è Pietro Camboni, che invitiamo a salire sul palco. Pietro, così inizi a sistemarti. Un applauso. Pietro Camboni ha 18 anni, anche lui viene da Sassari, ispirato inizialmente dal nonno che suonava la chitarra
Ha iniziato a suonare all'età di 8 anni. È la seconda volta che si esibisce davanti ad un pubblico. Prima di oggi si era esibito dal vivo in occasione della terza edizione di Stintino Guitar Contest ed è tornato a trovarci per mettersi alla prova ancora una volta. Però prima ci stava dicendo che anche insieme a Daniele, che sono amici, già hanno formato un gruppo e fra un po' penso che li vedremo in giro per le piazze. Nascono amicizie, nascono gruppi. Quando suona... Aspetta. Grazie. I nostri tecnici... C'è qualcosa da rivedere sui cavi, un attimo. Grazie, facciamolo un applauso ai nostri tecnici che stanno lavorando incessantemente oramai da ore e hanno dovuto veramente fare i miracoli per riuscire in tempo a presentare questo contest. Allora, quando suona Pietro ci ha confessato che nonostante la necessaria concentrazione si sente rilassato e si diverte sempre, soprattutto quando suona assieme ad altre persone. Allora Pietro, vedo che sei già partito. Ti stai scaldando, lasciamo a te il palco con il brano Finger Dancing di Masayoshi Takanaka. Pietro Camboni.
Pietro Camboni. Bravo Pietro. Finger dancing, effettivamente hanno ballato queste dita. Allora, adesso in realtà è il momento di un ospite. Abbiamo un ospite, mentre Pietro sbaracca, come si dice, si libera dei suoi attrezzi e lo ringraziamo, lo salutiamo. Ciao Pietro. Ciao. È il momento di Davide Solinas. Davide è il vincitore dell'edizione 2023 del contest. Lo chiamiamo qua sul palco. Si sta finendo di preparare, nel frattempo diciamo che porterà Apocundria di Pino Daniele, che è il brano con cui ha vinto, e poi Manhattan di Eric Johnson. Lasciamo che si prepari con la dovuta calma. E a voi Davide Solinas.
Bravissimo, Davide Solinas. Bravissimo, complimenti anche per la determinazione. Dopo qualche problema tecnico ci hai regalato la magia nella tua esecuzione, magia che l'anno scorso, ricordiamolo, ti ha fatto arrivare primo nel contest del 2023. Complimenti ancora e grazie di averci omaggiato della tua presenza. Grazie Davide, ciao. E adesso arriviamo al penultimo degli ospiti. Lui è Domenico Canu. Domenico Canu è, oltre che un cantautore del nostro territorio, è anche un amico di Giampiero. Ricordiamo che questo contest è fatto in ricordo di Giampiero di Landoppiu e Domenico è qui con noi per ricordarlo nel migliore dei modi, cioè attraverso la musica. Adesso ti attacchi, vuoi dire qualcosa prima? Beh, no. È la quinta edizione questa, vero? E quindi avrò già detto tutto nelle scorse. Ma volevo dire che Giampiero, oltre che un grandissimo musicista, è una grande persona ovviamente, musicista a 360 gradi, era anche un esperto di frasi puntuali, anche gastronomiche. Una volta le abbiamo detto, perché Giampiero, ma perché mangi solo pasta, pomodoro e basilico? E lui ha risposto, perché non voglio interferenze fra me e il sapore della pasta. E questo bisognerebbe scriverlo su qualche libro di cucina. Dovrebbe essere tutto pronto. Grazie a Domenico, a voi Domenico Canu. Sì, suonerò 3 canzoni. La prima l'abbiamo suonata con Giampiero nel primo disco, ha registrato le chitarre di tutto il disco, si chiama Orizzonte. Ciò che non è falso mai, a tenerti assieme, a non farti perdere. Ciò che non avresti visto mai, se fossi stato solo, se non ci fosse stato chi ti ha amato davvero come chi ti vuole. Come sei, come sarai per sempre a navigare, e non importa quale il mare, ti aiuterò a remare, ad inseguire l'orizzonte. Ciò che non è falso mai, a tenerti assieme, a non farti perdere. Ciò che non avresti visto mai, se fossi stato solo, se non ci fosse stato chi ti ha amato davvero come chi ti vuole. Come sei,
per sempre a navigare e non importa quale il mare, ti aiuterò a remare, ad inseguire l'orizzonte. Grazie. La prossima si chiama Paolo, è dedicata a tutti i Paolo importanti della mia vita. Oggi la dedico anche al presentatore di questa sera, Paolo. Ognuno ha i suoi gusti di merda e i miei li difendo. Da chi come te non fa che dire che tempo di rivalutare ciò che non capiva 30 anni fa. Compagno tranquillo, ci pensa la gente e tu vai. A noi ci piacevi quando ci mettevi il cuore, le videocassette dell'Armata Brancaleone, le note in eccesso pensate nei cessi di un bar, a consumare la vita spostandola un po' là, seduto in disparte a guardare te stesso in affanno, e ti chiedi che anno è e dove è finita la tua rosa perduta. Ognuno ha i suoi gusti di merda, ad esempio a me piace il centravanti che senza palla è il migliore, che non è venuto per niente a Miracol mostrare, che poi te lo trovi sbucato dal nulla ed è gol. Noi ti vorremmo bene per sempre, anticipali Paolo, che sono convinti di avere la verità in tasca, controlla che non sia bucata. Attento che poi dici cose a tua insaputa, sdraiato per terra a godere del sole in inverno, non ti chiedi che anno è, dove è finita la tua rosa è tornata. Note in eccesso pensate nei cessi di un bar, a consumare la vita spostandola un po' più in là, sdraiato per terra a godere del sole in inverno, non ti chiedi che anno è, dove è finita Anna è tornata. Grazie. Era Paolo. La prossima si chiama 3 lunghi inverni.
il tempo che vorresti aver potuto fermare è qui davanti a te, basta saperlo guardare. Un salto a piedi uniti e siamo al giorno in cui noi due salimmo sulla luna. L'odor di rosmarino distintino mi riporta a foto di riviste balneari di una volta. Le estati di Battiato e Alice erano calde. Avanti andiamo via, che il pop è azzurro e noi si va su. Du-du-du, 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 du-du-du. Chissà dov'eri quando Paolo Rossi era al Perugia. Il 2 d'agosto ci preparavamo per la festa, che quello dopo era un giorno speciale. Lontano da ogni male, lontano da ogni male. Sarà perché domani arriva Sara col suo Diani e sei ok, il mare al nord è più salato che ci puoi cuocere la pasta al sugo di campeggio libero da ogni alienazione, da ogni restrizione. C'è un tempo in cui dimentichi di praticare, di pregare, tutto si dissolve in una nube di piaceri inutili e banali, scontati ed irreali, e naufraghi nella tempesta fino a quando non ti sembra di vedere il tuo sguardo sincero. Il caso non esiste, tu lo sai che è vero. Chissà da quanto tempo ci dovevamo trovare, ed è per questo che ho aspettato a lungo ed ora te lo devo dire. Ti amo da impazzire di gioia quando le tue labbra sfiorano le mie, che mi hai aspettato per 3 lunghi inverni. Ed ora andiamo a farci un giro sulla luna o dove vuoi tu. Che mi hai salvato dai miei 1000 inferni. Che mi ricordi che i miei passi sono eterni. Che mi ricordi che i miei passi sono eterni. Grazie. Continua il contest con gli altri concorrenti. Grazie Domenico. Grazie Domenico per la poesia e per la magia dei tuoi testi, grazie. Andiamo avanti col quinto concorrente. Michele Cuccu, 18 anni, arriva da Iglesias e ha già partecipato a 2 precedenti edizioni della Stintino Guitar Contest. Lo facciamo entrare, Michele Cuccu. Ecco Michele. Lo scorso anno è salito sul podio, è arrivato al 2° posto. Per Michele salire sul palco del contest e suonare è semplicemente bellissimo. Michele si ispira agli artisti Brian May e David Gilmour e per lui esibirsi in pubblico è un'emozione incredibile. Lui e la sua chitarra davanti a tantissime persone è qualcosa, ci dice, di straordinario. Michele suona anche basso e batteria, ma quando suona la chitarra diventa tutt'uno con lei. Ci ha detto che è come se l'anima della chitarra parlasse con la sua. Fa parte della Oma Big Band, un gruppo di musica d'insieme della città di Carbonia, e della band Mickey and Friends. Il suo nome d'arte è Mickey 22. Con il brano Salta il suo swing dei Dire Straits. a voi Michele Cuccu. Mickey 22. Mickey 22.
stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. And now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing their sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Man, he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. Yes, standing on guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honk-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies and their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole. And then the man steps right up to the microphone and says at last, just the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bravo Michele Cuccu. Michele ci ha preso proprio gusto, l'aveva detto che si divertiva quando suonava. Complimenti. Bravo Michele. Grazie. Andiamo avanti con l'ultimo concorrente in gara. L'ultimo solo in ordine di età, abbiamo detto, perché prego, entra Mauro Lai. Mauro Lai, età 19 anni, arriva da Siniscola. Benvenuto. Non è la prima volta che suona davanti a un pubblico, ha partecipato a diversi festival musicali e suona come chitarra solista con una rock band nata nel 2022, i Qualiud. La chitarra con la musica sono le sue grandi passioni e con esse ha in qualche modo trovato se stesso. Per Mauro suonare è un momento di libertà, concentrazione, distrazione, passatempo, passione e studio, tutto concentrato in poche note. Dedica a questa passione anche 4 ore al giorno, nei giorni liberi, ed ogni giorno almeno uno spazio per la musica c'è sempre. Riguardo a questa serata ci ha detto: credo che sia un momento diverso, è un momento di divertimento. Io in primis non ho interesse a vincere, ma mi emoziona suonare il brano che anni fa ascoltavo solo in cuffia e credevo fosse impossibile imparare a eseguirlo. Lo considero come un frammento di sogno avverato. Allora lasciamo a voi l'ascolto di Mauro Lai e del suo prezioso e magico frammento. La canzone è Breaking All Illusion dei Dream Theater. Ok, Mauro Lai. With the sun in place, as a test of faith, streams of thought awaken. New realities, singularities, breaking all illusions.
burning source of light, master for destruction. Power's not a night, it's understanding truth, changing my direction. Breathing a new beginning. Wisdom as I face these battles, I've been
Mauro Lai. Bravissimo Mauro. Complimenti Mauro. Con Mauro abbiamo terminato la sequenza dei concorrenti che si sono esibiti. Velocemente poi andremo a fare dei ringraziamenti subito dopo l'ultima band che andiamo subito a presentare e poi successivamente ci sarà la proclamazione dei vincitori. Quindi... la premiazione, sì. Allora adesso presentiamo gli ultimi ospiti, è una band come diceva Paolo, sono i Reverie. I Reverie, potete entrare ragazzi! I Reverie suoneranno 4 brani, tra cui 2 loro inediti. Reverie è un progetto che è nato in un progetto scolastico, si è evoluto nella nascita di questa band ed è un gruppo di ragazzi, questa band composta da ragazzi dai 18 ai 19 anni che sono alla ricerca di un sound d'impatto ma al tempo stesso loro dicono raffinato. Allora adesso io mi tolgo di mezzo. Nel frattempo approfittiamo di questo momento ancora di preparazione per iniziare i ringraziamenti. Stintino Guitar Contest è il primo concorso interamente dedicato ai giovani talenti della chitarra moderna in Sardegna. L'idea è nata nel ricordo di un grande talento stintinese, Giampiero di Landoppiu, a cui è dedicata questa manifestazione. Questo evento è stato interamente realizzato attraverso il contributo di diverse persone che hanno creduto e collaborato per la realizzazione. A tutti loro va la nostra gratitudine, speriamo di non dimenticare nessuno nei prossimi ringraziamenti. E adesso, siete pronti? Ragazzi, ancora no? Comunque, lasciamo il palco ai Reverie. I Reverie. No, ma però qui non fa niente. No. Prova. Ok. Prova. Buonasera a tutti, noi siamo i Reverie, siamo contenti di essere qui stasera. Il primo brano che presentiamo è il nostro inedito, si intitola Non lo sai. Giornate vuote, sei per me l'unica ragione. Compensi ciò che mi manca, ti dici la voce che dice salta. Mi fai soffrire però sei necessaria, penso a te mi manca l'aria. Ad un passo dalla crisi emotiva, sempre più vicina alla società definitiva. Sappiamo già la storia, ci passa chiunque, ma quando passa a te ci muori comunque. Il fine giustifica i mezzi, io continuo a bere per la mia causa, senza una pausa la mia medicina. Prossimo a niente, la mia dose estetica. E so che tu non lo sai, ma ho scordato me stesso per ricordare te. Ho scordato i miei problemi per risolvere i tuoi. E so che tu non lo sai, ma ho scordato me stesso per ricordare te. Ho scordato i miei problemi per risolvere i tuoi.
tra le tracce, sognare tra le note, far sembrare se giornate meno vuote. Sei per me ciò che non posso avere, sul ciglio di un burrone con l'istinto di cadere. E di recente sto cercando di smetterla di uscire da solo, per non stare più giù. E so che tu non lo sai, tu non lo sai, ho scordato me stesso per ricordare te, ho scordato i miei problemi per risolvere i tuoi. Non lo sai, ma soffro ogni giorno e non lo saprai, neanche se gridi. Oh, e so che tu non lo sai, ma ho scordato me stesso per ricordare te, ho scordato i miei problemi per risolvere i tuoi. Grazie.
Il prossimo brano è un nostro nuovissimo inedito, si intitola Way. Why do people look at me this way? Why do I have to scream? Can you hear me? I walk the street all alone, looking for my dream. Can you see? I've been searching for long time now. You talk too much, I just wanna fly out of here. You stress me too much, why won't you let me go away from here? Why won't you let me go? Why won't you let me go away from here, from here, from here? Why won't you let me go? Why won't you let me go away from here, from here, from here? Ora lasciami sognare, ho bisogno, lasciami fantasticare per un secondo. Quando anche questo giorno finirà, non ci sarà più spazio nell'aldilà. Quando tramonterà l'ultimo sole, quando il buio coprirà le nostre viole, quando finirà la mia dose, non avrò nessuno più le note. Sarò lì, nostalgico sotto i cipressi, godendomi la vista. Oh, quando scapperei se solo potessi volare via su un tappeto bianco, ma sono esausto, sarò franco. You talk too much, I just wanna fly out of here. You stress me too much, why won't you let me go away from here? Why won't you let me go? Why won't you let me go away from here, from here, from here? Why won't you let me go? Why won't you let me go away from here? Don't think I'm mad, I just said you all. Don't think I'm glad, I wanna waste myself. I wanna hear you scream that I'm free, but you won't unchain me. Why won't you let me go? Why won't you let me go away from here, from here, from here? Why won't you let me go? Why won't you let me go away from here, from here, from here? Grazie. Prima di finire facciamo un paio di presentazioni. Al basso abbiamo la nostra Elisa. Un applauso. Alla batteria Lorenzo, nonché seconda voce. Alla chitarra Luca. Alla voce, la grandissima Lucia, un applauso. Grazie. Adesso chiudiamo con un classico, Psycho Killer.
too fast. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real life wire. Psycho killer, Qu'est-ce que c'est? fa 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 fa. Run, 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 run away. Psycho killer, Qu'est-ce que c'est? fa 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 fa. Run, 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 run away. Oh, oh, oh. Ay, 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 ay. Vai Eli. You start a conversation, you can't even finish it. You're talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? Psycho killer, Qu'est-ce que c'est? fa 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 fa. Better run, 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 run away. Oh, oh, oh. Ay, 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 ay. Sé que jefe sensual. Sé que a ti sensual. Réalise un mon espoir. Je me lance vers la gloire, ok. Ay, 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 ay. We are vain and we are blind. I hate people when they're not polite. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. Woo! Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Run, 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 run away. Oh, oh, oh. Ay, 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 ay. Grazie a tutti. I buonanotte, Reveri! buona serata. Noi siamo i Reveri. Reveri! Concludiamo con voi e se siete d'accordo rimanete sul palco anche voi, per favore. Rimanete e facciamo Chiamiamo entrare tutti gli artisti. tutti gli artisti, chiamiamo anche Gli ospiti. il gruppo, gli ospiti. Mario Quintus sale qui sul palco e il giudici, soprattutto Antonello Compres Coradduzza, e così proclamiamo e terminiamo questa bellissima serata. Avanti, un po' avanti lunga, un ragazzi, po' siete lunga. voi i protagonisti. Venite. Qui davanti mettiamo i 6 concorrenti, venite. Ok. Benissimo, e dietro, venite qui dietro tutti gli altri componenti delle band, dietro di loro. Bene, poi se vi volete anche avvicinare, così siamo tutti davanti e concludiamo. Magari qualcuno qui davanti, grazie. E
siamo arrivati Visto che sono tutti presenti, li ringraziamo questi ragazzi. sì. Iniziamo con loro i ringraziamenti. Sì, vai. Allora, ringraziamo questi ragazzi perché ci hanno regalato veramente con la loro passione, con il loro entusiasmo, dei momenti di condivisione veramente belli. Ecco, vi ringraziamo di cuore, avete reso e rendete ogni volta questo spettacolo unico, siete voi i veri protagonisti. Ringraziamo anche gli ospiti, ricordiamo che sono ragazzi che vanno dagli 11 ai 18 anni qui sul palco, ragazzi che hanno comunque affrontato anche delle difficoltà tecniche stasera e che sono riusciti a tenere la barra ferma e andare dritti per la loro strada. Grazie. La strada è ben tracciata e ne sentiremo parlare perché sono veramente dei fenomeni. Grazie, ringraziamo ovviamente il Comune di Stintino e la Fondazione di Sardegna e l'Associazione Culturale e Musicale Saperbecche. Grazie a loro questa serata è stata possibile, abbiamo potuto mettere in piedi questa serata, ci piacerebbe far crescere ulteriormente questa manifestazione. Ringraziamo anche Giampiero Nughedu, grafico pubblicitario, per aver rinnovato per aver rinnovato gratuitamente la grafica della manifestazione, approntato la piattaforma su Facebook, offerto la propria consulenza per la diffusione e la gestione sui social dell'iniziativa. Stefano Mura della liuteria Alchimede per aver offerto come tutti gli anni il terzo premio, che sarà un setup completo con cambio corde per la chitarra di chi se lo aggiudicherà. La Stampa, l'Unione Sarda per aver contribuito alla diffusione di questa manifestazione. Il Service Arte Sonos di Gio R per aver messo a proprio agio i ragazzi e la professionalità con cui svolgono il proprio lavoro. E il Service Video Matrix per aver curato le riprese video della manifestazione e la diretta streaming. La giuria tecnica per la sensibilità dimostrata in questo delicato compito, non è facile valutare dei ragazzi così giovani e soprattutto così emozionati. Ringraziamo i chitarristi Antonello Coradduzza, Giuseppe Loriga, Gianluca Gadau, Gavino Fonnesu e Giorgio Perantoni che oggi non è potuto essere tra noi, ma lo ringraziamo e lo salutiamo. Il gruppo organizzatore, Pietro Schiaffino, Paolo Tedde, Elena Doppio e Mario Pintus per l'organizzazione anche di questa edizione di Stintino Guitar Contest. Il sindaco Rita Vallebella, l'assessore alla pubblica istruzione, politiche sociali, cultura e turismo Marta Diana e Nico Schiaffino per il supporto logistico e soprattutto morale all'iniziativa. La famiglia per averci fatto conoscere una persona meravigliosa come Giampiero e per aver deciso di dare seguito a questa manifestazione, anche contribuendo all'acquisto della chitarra in palio di questa sera. La chitarra in palio, che lo possiamo dire adesso, è una chitarra acustica Taylor AD 11E SB. Va bene, e per concludere chiamiamo qui con noi un rappresentante del comune di Stintino e lo ringraziamo per questa presenza e per l'aiuto che ci avete dato per la manifestazione. Grazie a voi per la bella manifestazione, cui siamo particolarmente onorati perché ci piace ricordare un nostro compaesano che ci ha lasciato qualche anno fa e che ha lasciato un voto nella nostra comunità. Complimenti all'organizzazione, complimenti ai ragazzi e auguro a tutti loro una sfolgorante carriera nella musica. Grazie. Grazie mille, grazie. E niente, ci siamo. Andiamo con la proclamazione. A chi diamo il microfono per la proclamazione? Direi al presidente della giuria, Antonello Compres Coradduzza. E poi premieranno. Antonello, a te la conclusione. È stata lunga, però l'abbiamo portata a casa, insomma. Ce l'abbiamo fatta, sì. Allora, tu sai chi ha vinto? Te lo deve dire Massimo. Sì, no, io ce l'ho qua. Okay. Ho questo che è chiuso, leggeremo. Va bene, allora ci disponiamo un attimino. Io mi metto da una parte. Qui abbiamo il secondo e il terzo premio da dare. E il primo ce l'abbiamo. Allora, al terzo posto, a pari merito, Pietro Camboni e Michele Cuccu. Abbiamo solo una busta, ma già ve ne diamo due.
Al secondo posto abbiamo Mauro Lai. Bravo Mauro. Bravissima tecnica. E al primo posto abbiamo Matteo Trullo. Bravo Matteo. Girl, I'm leaving you tomorrow. È una chitarra che io me la sognavo alla tua età. Seems to me, girl, you know I've done all I can. Allora, sì, premiamo Matteo con la formula che il padre di Giampiero ci ha lasciato. Allora, ti diamo questa chitarra con l'augurio che tu la suoni per molto tempo in salute. Un bel applauso per Matteo. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. That's what I mean. Grazie, la serata finisce qua. Grazie a tutti questi ragazzi meravigliosi. Ci vediamo, speriamo, il prossimo anno insieme a tutti loro qui sul palco di Stintino Guitar Contest. Buonanotte. Grazie.